lettere anonime potrebbero riaprire il caso del brutale omicidio di Jole Tassitani. Si fa il nome di un mandante illegale. Non credo sia lui, ma di certo Fusaro non ha agito da solo. Appello della sorella: si faccia chiarezza una volta per tutte. Una ruspa rubata per sradicare la colonnina con i soldi, poi la fuga. La banda che imperversa da 2 mesi nella Marca torna a colpire, stavolta a Paese. Acquisto vaccini, indagine della Procura di Perugia. Zaia: ho detto io a Flor di informare il NAS della nostra lettera d'AIFA. Stamattina il direttore della Sanità Veneta ascoltato a Treviso. La pandemia ha portato a un aumento di malattie della mente, depressioni da lutto e sindromi da burnout. L'ULSS 2 prepara l'attivazione di nuovi posti letto in psichiatria. Il neoministro Bianchi espone i nuovi indirizzi per la maturità. Addio alla tesina, arriva un elaborato ampio d'accordo. L'assessore Donazzan che promuove anche l'idea di prolungare le elezioni fino a fine giugno. Auto in fiamme a Paese lungo la Postumia. Uomo di 61 anni salvo per miracolo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Era rimasto intrappolato nell'abitacolo. Progetto Alert Card. In alcuni comuni della Marca nasce uno strumento per avvertire velocemente via social i cittadini comunicando le allerte climatiche. Buonasera, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Lo avete sentito dai titoli, si tratta di una novità clamorosa perché 3 lettere anonime potrebbero riaprire il caso di Jole Tassitani, la donna uccisa nel 2007 a Castelfranco Veneto. Le lettere fanno il nome di un uomo noto a Castelfranco. A questo nome però crede poco l'avvocato della famiglia Tassitani, Quintavalle, sempre convinto però che Fusaro non abbia agito da solo. Si faceva il nome di una persona castellana, sì, una persona di Castelfranco, e anche qui chi ha fatto le indagini deve dirci se ha trovato qualcosa in merito, ma evidentemente, visto che non è mai più stato considerato, non appare negli atti penali, ha ritenuto come me che non c'entrasse nulla. Quelle lettere anonime recapitate esattamente un anno fa al padre e alla sorella di Jole Tassitani e allo stesso avvocato Quintavalle facevano un nome preciso, un uomo noto nella Castellana, definito uno zingaro, scritti subito consegnati in procura a Treviso. Consegnato al procuratore della Costa e dopo una quindicina di giorni ci siamo visti in tribunale e mi ha detto che le aveva appunto consegnate lui alla Procura di Venezia per competenza. Quintavalle, se da un lato dice chiaramente di non credere a quel nome scritto in maniera sconnessa, dall'altro torna a ribadire la linea adottata nel corso del procedimento contro Michele Fusaro. Quell'omicidio per il quale arrivò la condanna a 30 anni non fu soltanto opera del falegname bassanese, ci sarebbero dei mandanti, sicuramente dei complici. La pista è da ricercare proprio nelle frequentazioni del Fusaro. Ero convinto, e non cambio adesso opinione, che fossero dei, chiamiamoli magrebini, non so neanche io come definirli, personaggi che il Fusaro frequentava, perché aveva uno che gli traiava i capelli, che lo faceva così per ciappar 4 scheghe, come si dice in Veneto, e era di quelli là e frequentava questo tipo di persone. Anche l'aver ridotto il corpo a pezzi dissanguati è macelleria islamica, la chiamo io. Per questa sua convinzione, all'epoca del processo, Quintavalle aveva ricevuto delle minacce. Io ho avuto dei pizzini con i quali mi veniva chiesto di non citare più la presenza di complici, e quindi mi sentivo sotto controllo un pochino anch'io. La partita quindi resta in mano alla Procura di Venezia e a questa si appella la sorella di Jole, Luisa, che chiede comunque di aver riscontro sul nome riportato in quelle lettere anonime. Non stiamo accusando nessuno, ma abbiamo sempre sostenuto che Fusaro non abbia mai detto tutto quello che sapeva. Le sue parole pronunciate quando si fanno concrete le possibilità di rivedere il detenuto Fusaro in permesso premio. Ad appoggiare la richiesta della famiglia Tassitani anche il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon. Per la sua comunità il delitto di Jole resta una ferita aperta. Torna a colpire la banda della ruspa. In nottata è stato preso d'assalto un distributore Kuwait a Paese. Inseguiti dai carabinieri, i ladri però sono riusciti a farla franca.
Nuovo colpo messo a segno dalla banda della Ruspa dopo Roncade, Mota di Livenza, Ponte della Priula, Castello di Godego solo negli ultimi 2 mesi, tutti a danno di distributori Kuwait e tutti con la stessa modalità. Questa volta è toccato al distributore di Paese, lungo la Postumia, stessa strategia. Hanno rubato una ruspa da un'azienda edile nelle vicinanze e poco prima delle 4 di notte hanno letteralmente sradicato la colonnina self-service svuotando l'incasso. Per non contare i danni, le immagini della devastazione parlano da sole. Il caso esatto non possiamo definirlo noi perché non avendo praticamente la gestione diretta noi siamo cattivi. Presumo che sarà intorno a 1.500-2.000 euro, sicuramente ci saranno stati prelevati anche perché era la colonnina che lavorava di più tra le due, perché ci sono 2 colonnine e la seconda era quella che lavorava di più, quella che è stata presa d'assalto. Sorpresi dai carabinieri, allertati da un passante, si sono dati alla fuga, lasciando l'escavatore sul posto a motore acceso. Di qui è partito l'inseguimento, ma la banda dei 3 ha fatto perdere le tracce dalle parti di Quinto di Treviso. Questa è la postazione dove la ruspa è stata ritrovata accesa e qui hanno fatto il primo danno. Poi hanno tentato di fare il secondo, quindi di prendere la seconda colonnina, ma sono stati bloccati dall'arrivo dei carabinieri. Quindi non sono riusciti a fare il secondo furto, hanno fatto il primo e gli è andato anche a buon fine. Nella fuga hanno anche utilizzato degli estintori trovati poco più avanti. Al vaglio le immagini della videosorveglianza del distributore, non nuovo a furti, per risalire ai responsabili della banda. C'è poi il fronte caldo del momento, quello dei vaccini, con Zaia che oggi è tornato a parlare dell'inchiesta del NAS auspicando chiarezza. NAS di Treviso competente per materia che oggi ha incontrato il direttore generale della Sanità Veneta, Flor. Ho chiesto io al dottor Flor di scrivere ai NAS il 12 febbraio, quindi c'è anche corrispondenza, che abbiamo anche avvisato i NAS. Nel senso che abbiamo avvisato i NAS il dottor Flora ha scritto ai NAS e ha scritto, vi informo che abbiamo scritto ad AIFA perché c'è sta roba. Risale allo scorso 12 febbraio la comunicazione della Regione ai carabinieri del NAS per informare della lettera scritta dal Veneto il 3 febbraio ad AIFA. NAS che ora, su incarico della Procura di Perugia, sta indagando su un presunto mediatore per forniture di dosi di vaccino dopo la segnalazione partita dalla Regione Umbria. Il dottor Flor che oggi è andato dai NAS, immagino che sia legato al fatto di Perugia e al fatto che oggi si incontri con i NAS a Treviso. E porterà le carte, porterà i nomi di questi signori che io non conosco. Ed è durato 4 ore l'incontro tra il direttore generale della Sanità Veneta, Flor, e il comandante del NAS di Treviso in merito ai contatti della regione per valutare la possibilità di reperire vaccini sul mercato. Flor, da quanto si apprende, è stato sentito dall'Arma su delega della Procura di Perugia. Ben venga l'operazione che fa Perugia, perché finalmente farà chiarezza. Io auspico che questa verifica fatta tramite i NAS sia profonda e sia anche incisiva. Io sono molto ansioso di vedere l'esito di queste verifiche. Dobbiamo venirne fuori velocemente, dice Zaia, ad 1 anno dall'inizio della pandemia in Veneto, e per farlo, aggiunge, bisogna vaccinare, e torna a parlare poi di passaporto vaccinale. Credetemi che fra qualche mese qualcuno dirà loro sì e tu no. Semplicemente perché alcune comunità saranno vaccinate e altre no. Perdiamo competitività. Vaccinazioni fondamentali in uno scenario nazionale dove, a causa delle varianti, peggiora il rischio epidemico. La situazione nazionale non è per nulla rosea. Io sono molto preoccupato dell'evoluzione della situazione nazionale. Ne ho parlato anche stamattina col collega Bonaccini. Noi dovremmo assolutamente fare una prima riunione tra presidenti di regione nelle prossime ore. E penso che sia fondamentale poi prepararsi, perché voglio ricordare che scade il DPCM il 5 marzo. Ebbene, ci sono dei dettagli relativi a queste 4 ore di colloquio nel comando NAS di Treviso con Flor, che ha chiarito fra l'altro come l'indagine sia stata avviata dalla Regione. Era ed è a carattere conoscitivo e non è stata finora avviata alcuna trattativa. Si voleva cioè accertare se vi fossero basi concrete e nel contempo acquisire tutte le informazioni relative sia alle figure dei mediatori che del prodotto proposto come comunicato all'AIFA e al commissario
Dario Arcuri. Flor ha accompagnato le sue dichiarazioni con le documentazioni in possesso alla Regione del Veneto, ovvero la corrispondenza inviata e ricevuta in risposta, i nomi di quanti si erano messi in contatto con l'amministrazione di Palazzo Balbi. Sarebbero una ventina i promotori cui nomi sono ora all'attenzione del NAS per ulteriori approfondimenti. Gli investigatori intendono verificare anche se tra queste persone vi sia il falso intermediario già indagato dalla Procura Umbra e di cui tanto si parla. E questo a quasi un anno dall'inizio di tutto, dal primo caso di Vo. Oggi Zaia è partito da qui per una riflessione sul futuro delle strutture ospedaliere in Veneto. Io dico che non dimenticherò mai quest'anno, è un anno nel quale noi siamo stati privati della nostra libertà, è un anno che noi non abbiamo vissuto da liberi. Mai avremmo pensato di passare le nostre giornate a parlare di morti, di terapie intensive e di ricoverati. Mai avremmo pensato di girare con la mascherina. Mai avremmo pensato di vedere un paese che si chiama Vo, perimetrato da un'ordinanza del Presidente della Regione con i militari che controllavano i varchi. Mai avremmo pensato di fare 7 milioni di tamponi. Mai avremmo pensato di avere 3.400 ricoverati in ospedale che vivevano la difficoltà di una persona che sta affogando. Mai avremmo pensato di dover programmare più del raddoppio delle terapie intensive di una regione che storicamente ha sempre avuto quelle. Mai avremmo pensato che il modello sanitario che abbiamo disegnato per certi versi ci ha salvato per la sua efficienza, ma per altri ci fa fare dei ragionamenti. Vi faccio un solo esempio. Avete notato che c'è stata una stagione nella quale l'ospedale è stato vissuto come un grande centro di happening commerciale, la parrucchiera, il bar, la libreria, che è una bella idea, no? Però abbiamo capito che negli ospedali ci devono entrare solo i malati. Mai andremo oggi a realizzare un ospedale con queste tutte divagazioni sul tema. Quindi torneremo probabilmente a quella corrente architettonica che è stata definita dal brutalismo, dove l'ospedale sarà un parallelepipedo molto efficiente, diciamo performante sotto il profilo delle cure. Tra tanta negatività ha avuto un aspetto, diciamo, bello, che è stato quello che abbiamo riscoperto una comunità. E guardate che il popolo veneto è venuto fuori tutto in questa vicenda. E penso che tante cose, tanti risultati non li raggiungevamo se non c'erano i veneti coalizzati contro questo virus. Un anno che ha lasciato troppe ferite a tanti corpi e a tante menti e non è un caso che l'ULSS 2 stia per attivare nuovi posti letto in psichiatria. Chiederemo 5 posti letto in più alla Regione in modo tale da poter garantire anche questa fascia di popolazione nel momento in cui sia una fase di acuzie, di poter essere seguita, di poter essere supportata nel momento di maggiore impegno. Questa è la richiesta indirizzata alla Regione dall'ULSS 2 per il reparto di psichiatria del Cafoncello, un numero secco tra i tanti di questa pandemia, ma che dà la dimensione di un disagio della mente diffuso che può diventare vera e propria patologia. La depressione è la vera patologia del post-Covid, perché chiaramente la gente è stanca, la gente è stata privata dell'amore di un proprio caro e quindi di conseguenza ovviamente la depressione è la prima patologia che si incontra nel post-lutto. Sofferenza che ha provato anche tanti operatori sanitari alle prese con la cosiddetta sindrome di burnout, per i quali è stata istituita una task force di pronto soccorso psicologico. Vedere persone che stanno male, vedere persone che ci lasciano, chiaramente per i nostri è stata una pugnalata al cuore, perché ovviamente un medico, un infermiere nasce per guarire, non per vedere la gente che sta male, che magari muore. Chiaro che il problema si può risolvere soltanto alla radice con le vaccinazioni, quindi dice Venazzi bene la partita che sta portando avanti la Regione. Se abbiamo la possibilità di portare a casa il vaccino, andiamo a salvare, lo dico, ma con molta tranquillità, vite umane. Inevitabile quindi concentrare tutti gli sforzi sui cosiddetti grandi anziani. È chiaro che deve arrivarci il vaccino, perché se arrivano 7.000 dosi alla settimana non lo so se riusciremo a farlo, ma sicuramente l'obiettivo è questo, di fare tutti i grandi anziani entro marzo.
Intanto nella Marca nelle ultime 24 ore si sono registrate 164 nuove positività al virus, 7 invece i decessi. E a proposito di numeri, sono drammatici quelli del turismo veneto. Non c'è riuscito il terrorismo globale, non c'è riuscita la grande crisi economica scoppiata nel 2008. Non c'è evento che negli ultimi anni abbia devastato il turismo veneto come il Covid. I dati ufficiali del 2020 aggiornati sono impietosi, meno 61,1% degli arrivi e meno 54,4% delle presenze, con il picco massimo negativo ad aprile, meno 95,7% di flussi. Un'apocalisse causata in maggior parte dallo stop di turisti stranieri, soprattutto tedeschi e austriaci. Nel 2020 le loro presenze si sono contratte del 68%, mentre quelle nazionali sono calate del 25%. Leggere la progressione dei dati mese per mese fa venire i brividi. A gennaio più 8,1% e febbraio più 2,1%. Poi lo tsunami. A luglio una timida ripresa con numeri che comunque rappresentavano la metà di quelli registrati nello stesso mese del 2019. Poi una nuova inesorabile progressione negativa, meno 28% ad agosto, a settembre meno 31%, a ottobre meno 58%, a novembre meno 73%, a dicembre meno 74,5%. Tutte le destinazioni hanno risentito della crisi. Le città d'arte e le località termali sono le più colpite. Soltanto Venezia ha perso 9 milioni e mezzo di turisti. Spiaggia e litorale meno 46%, la montagna meno 24%. Dimezzate le presenze anche nell'area delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO. Le province più colpite, Verona, Venezia, Padova e Treviso, con perdite attorno al 60%. Risollevarsi significa ripartire da 2 punti chiave. Uno, il piano vaccinale importante per mettere in sicurezza non solo la nostra popolazione ma anche tutte le persone che giustamente lavorano nell'ambito turistico. Secondo, salvare le nostre aziende. Le nostre aziende turistiche e imprenditoriali devono essere salvate con un grande intervento, con un grande piano finanziario che le metta in sicurezza per poter ripartire il più velocemente possibile. C'è il mondo del turismo, c'è poi quello della scuola, in particolare della maturità 2021, il piano del ministro Patrizio Bianchi che oggi ha detto: non voglio sentir parlare di tesina, i maturandi sono ragazzi e ragazze alla fine del loro percorso scolastico di 5 anni, dovranno preparare un elaborato ampio, personalizzato sulle materie di indirizzo, concordandolo con il consiglio di classe. Da qui comincerà l'orale che si svilupperà poi anche sulle altre discipline. Un'uscita apprezzata dall'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzanna, d'accordo anche sulla scuola prolungata fino a fine giugno. In questo caso io sposo questa disponibilità, questo lancio di proposta del Presidente Draghi, però non deve esserci un però. Non è che si recuperano materie che invece la scuola ha ben organizzato e la didattica a distanza, anche con le difficoltà, è stata molto capace, la nostra scuola è stata molto capace di rispondere alle esigenze, ma c'è un problema di socialità, c'è un problema di vivere insieme. Più che una questione didattica, la proposta di un calendario scolastico protratto tutto il mese di giugno, come annunciato dal nuovo Premier, va incontro alle esigenze di socialità e redazione dei più giovani, sempre più compromesse dalla pandemia. Questa è la convinzione di Donazzanna, attorno alla quale va costruita ogni programmazione con strutture scolastiche e parti sociali. Tenere aperta la scuola a giugno deve passare da un accordo con il sindacato e bisogna trovare veramente della serenità. Non deve essere il senso di non avete fatto bene e quindi prolunghiamo l'anno, punto. Deve essere invece la scuola, la didattica a distanza ha fatto molto, ma manca di alcuni aspetti e quindi proviamo a recuperarli. Prima di tutto la socialità tra i ragazzi. Principio che Elena Donazzanna ha già condiviso in un primo incontro con il neo ministro alla scuola Patrizio Bianchi, suo pari grado in Emilia-Romagna per 2 mandati. I rapporti tra di noi sono molto felici perché c'è stima reciproca. Io auguro a lui un gran lavoro e un buon lavoro, perché la nostra scuola ha bisogno di essere rispettata. Ecco, basta Arcuri, basta banchi con le rotelle, basta ministro Azzolina che cambiava un giorno sì, un giorno no. Abbiamo bisogno di serenità.
Disavventura a lieto fine questa mattina per un uomo di 61 anni di Pordenone che a bordo della sua auto stava percorrendo la Postumia attorno alle 7:30 all'altezza di Paese. Il veicolo è andato in panne e poi ha preso fuoco. L'uomo ha vissuto alcuni minuti di autentico terrore. Inizialmente infatti è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo per un blocco delle sicure e degli sportelli. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta sul posto lo ha liberato prestandogli le prime cure, poi è arrivato il SUEM, i rilievi affidati alla Polstrada. Parliamo adesso dell'emergenza sociale collegata al Covid. È stato presentato a Casugana il nuovo progetto sperimentale per far sentire attraverso le nuove tecnologie meno soli e gli anziani. Una telefonata può cambiare la giornata di una persona e in alcuni momenti può essere cruciale. È questa la filosofia che guida il progetto Linee in Comune dell'assessorato alle politiche sociali e che coinvolge 4 gruppi anziani di Treviso. Un'iniziativa che attraverso l'utilizzo delle tecnologie punta a creare una maggiore vicinanza tra i meno giovani dei quartieri e le istituzioni per intercettare in modo puntuale i bisogni di questa fascia d'età. Ci consente di intervenire nel caso ci fosse qualche necessità particolare, quindi lavoriamo in prevenzione e al tempo stesso diamo agli anziani uno strumento utile e agile per potersi orientare nei servizi presenti nel territorio. Ai presidenti dei 4 gruppi che hanno aderito al progetto il Comune consegnerà uno smartphone dotato di WhatsApp che consentirà ai circoli anziani di comunicare tra loro. Il cellulare sarà anche fornito di una rubrica contenente una serie di utili numeri di servizio come quelli delle forze dell'ordine, dell'assistente sociale d'area, delle strutture sanitarie e della consegna farmaci a domicilio. Il telefono oggi è insostituibile, è anche uno strumento di compagnia, di salvezza delle volte, dobbiamo anche imparare a usarlo meglio, sia per le relazioni ma anche per la salvezza nostra. Il cellulare servirà ai presidenti per contattare gli anziani aderenti al servizio con una telefonata settimanale per sapere se stanno bene, se ci sono criticità di qualche tipo e per indirizzarli laddove necessario ai servizi più idonei. Un progetto per combattere la solitudine ancora più accentuata in periodo di pandemia. Devono mettersi a fare qualcosa, devono avere comunicazione e poi anche se hanno bisogno una telefonata fa tanto bene. Ancora cronaca dopo la pubblicità. Di nuovo in studio per parlare di una iniziativa di alcuni comuni della Marca che lanciano l'Alert Card. Alluvioni, frane, nubifragi, allagamenti, eventi calamitosi che sempre più spesso mettono a rischio l'incolumità dei cittadini e a dura prova i territori. In prima linea sono i sindaci che si trovano a dover comunicare i rischi tempestivamente, ma come? Con le Alert Card, ovvero indicazioni semplificate rispetto ai tecnicismi riportati nei bollettini meteo ufficiali da inoltrare sui vari social in maniera uniforme per tutti i comuni dell'Associazione Marca Trevigiana che hanno aderito al progetto, affinché ci sia un'informazione chiara e omogenea tra territori limitrofi. Sono delle linee che forniscono indicazioni specifiche su come strutturare un messaggio di allerta attraverso i vari social network, ad esempio come Facebook, Twitter o Instagram, social network che dipende poi ogni comune cosa utilizza, oppure app di messaggistica istantanea come WhatsApp e Telegram. Primi cittadini che chiedono strumenti adeguati per raggiungere efficacemente i cittadini nel corso dell'allerta meteo. Da questa esigenza è nata la task force di studiosi e amministratori coordinati dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana che hanno mutuato gli strumenti adottati dai comuni toscani dell'Empolese e Valdelsa. Quello di dare proprio nella materia della protezione civile degli strumenti adeguati sia di formazione sia strumenti pratici concreti ai sindaci per cercare di gestire meglio queste avversità. Intanto vediamo che tempo ci aspetta per il weekend con il nostro generale Iannicelli. Un fine settimana all'insegna del cielo grigio per effetto delle nebbie durante le prime ore del mattino e delle nubi stratificate. In compenso non piove, un accenno di alta pressione ci protegge dalle perturbazioni. Avremo però temperature, un anticipo di primavera, temperature più alte della media, quindi da un periodo freddo passiamo a un periodo mite.
c'è solo da dire, ecco, i gradi, quindi 7-8 gradi i valori minimi, e dicono tutti positivi naturalmente, e i valori massimi 12-13 gradi. La prossima settimana, almeno i primi giorni, saranno con queste caratteristiche, un po' un cielo grigio, temperature miti, poi da mercoledì le nebbie dovrebbero attenuarsi, quindi avremo un cielo più sereno e tempo ancora stabile, quindi non c'è nessun cambiamento, e quindi ci avviamo poi con il 1° marzo all'entrata anche meteorologica, insomma, della primavera. Con questa situazione i venti sono molto deboli, direzione variabile, le temperature le abbiamo dette, l'alta di grado è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. I viaggi della speranza della Lega Italiana in difesa di animali e ambiente continuano nonostante il recente lutto per la morte di 2 staffettisti. Missione compiuta, Diana, questa bellissima cucciola proveniente dalla Sicilia, è stata adottata da una famiglia trevigiana. La consegna delle staffette alla nuova famiglia è emozionante. Ciao amore! Lui più forte, ciao amore! Il viaggio della speranza per il resto dei cuccioli di cane e gatto è continuato in altre province, come in questo punto di smistamento all'uscita del casello di Preganziol, dove i volontari della Lega Italiana per la difesa di animali e ambiente portano ogni 15 giorni gli animali adottati e non solo. Tra le varie attività che seguiamo, qui principalmente le adozioni di cani e gatti, e abbiamo anche la distribuzione di cibo a chi ce ne fa richiesta e chi ne ha più bisogno. Viaggi e adozioni continuano nonostante i volontari siano ancora in lutto per una recente tragedia che ha scosso l'intera nazione. Il terribile incidente è avvenuto sull'autostrada nel tratto tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, che ha spezzato le vite di 2 staffettisti, Elisabetta e Federico, che stavano trasportando 60 tra cani e gatti dalla Puglia al nord Italia. Insieme ai 2 volontari hanno perso la vita anche un pastore tedesco e un gatto. Un ricordo sentito e profondo anche agli staffettisti che la scorsa settimana hanno perso la vita in autostrada in uno di questi viaggi della speranza, perché se tutti facessero il loro dovere, chiamiamolo così, non ci sarebbero questi viaggi continui verso una vita migliore in un altro territorio. Chi volesse adottare un cane o un gatto potrà contattare l'associazione Leida via social, dove potrà visualizzare tutte le adozioni. Andiamo adesso a Belluno. In primo piano nel bellunese l'edilizia scolastica nascono con ben altre destinazioni. Parliamo di 2 licei, dei quali uno vide studiare Daniele Franco, attuale ministro dell'economia. Oggi vi crescono le nuove leve della gioventù bellunese, tanti i lavori necessari. Erano in origine un convento e un orfanotrofio, il primo sorto nel 1600 e il secondo molto più di recente. Oggi sono i licei Catullo e Galilei, sui quali la provincia ha investito rispettivamente 500 e 750 mila euro. Al Catullo gli interventi hanno riguardato in particolar modo l'applicazione delle regole anti-Covid, con sanificazione, pavimentazioni e acquisizione di nuovi spazi. Dall'inizio della pandemia la scuola ha avuto dei lavori di ristrutturazione che sono stati finanziati dalla provincia, che ci hanno permesso di migliorare la logistica di molte aule e sostanzialmente di ampliare gli spazi, perché avevamo qualche problema di spazio e adesso riusciamo ad avere dei laboratori che prima non avevamo e a poter fare lezione più in tranquillità, rispettando anche le normative Covid. Per quanto riguarda i Galilei, è stata anche l'occasione di inaugurare in forma ufficiale i container acquistati dalla provincia e che hanno permesso di realizzare 6 aule modernissime che almeno in parte colmano il gap strutturale di un istituto che ogni anno aumenta il numero degli iscritti e delle classi. Si aggiungono 6 nuove aule ricavate in questi moduli prefabbricati che abbiamo attrezzato al meglio per renderli dal punto di vista didattico funzionali a una didattica moderna e innovativa, ed soprattutto da oggi tutti gli studenti dell'istituto possono frequentare in presenza, cosa che al 1° settembre 2020 non era possibile per mancanza di spazi. Da Belluno a Feltre, dove artigianato artistico e musei cittadini si uniscono per la promozione delle eccellenze locali.
Un restyling per aprire i luoghi della cultura feltrina anche alle eccellenze locali. È il progetto dell'amministrazione comunale che con una delibera di giunta ha dato il via libera a un progetto per la valorizzazione del Museo Civico e della Galleria Rizzarda. L'obiettivo è intanto fondere artigianato artistico e museo, perché questo è uno dei temi che sta venendo avanti anche nei principali musei italiani e stranieri, cioè quello di abbinare le produzioni locali di qualità al contenuto museale. La decisione va di pari passo con gli importanti interventi di rinnovamento eseguiti in questi mesi, finalizzati all'apertura della sezione espositiva permanente della collezione di vetri d'arte Nasci Franzoia, ospitata alla Galleria Rizzarda, e alla creazione della nuova sezione archeologica e del percorso ad essa collegato al Museo Civico. In questo senso pensiamo di riproporre una nuova versione del bookshop o del gift shop del Museo Rizzarda in particolare, e coinvolgere artigiani locali che producono oggetti di altissima qualità ispirati alle opere museali. Tra le produzioni artigianali di interesse potranno rientrare a titolo indicativo ceramica e terracotta, produzioni tessili, oggetti in carta o cartapesta, oggetti in pietra, oggetti in cuoio, produzioni di bigiotteria e gioielleria. Una sinergia già sperimentata con successo in altre strutture espositive, commenta l'assessore Del Bianco. Musei e artigiani locali diventano in questo senso un volano importante per lo sviluppo turistico del territorio. Il visitatore potrà poi portare a casa letteralmente un pezzo del museo creato proprio dai nostri artigiani su ispirazione delle opere dei lavori che sono esposti appunto nelle nostre collezioni museali. Gli artigiani interessati a proporre i propri oggetti che rispondano alle caratteristiche citate potranno contattare direttamente l'Ufficio Cultura del Comune di Feltre. C'è un aggiornamento in tempo reale perché una riunione in seduta straordinaria della conferenza delle regioni si terrà domani per fare il punto della situazione alla luce della diffusione delle varianti del virus in vista della scadenza del DPCM del 5 marzo. L'incontro è in programma domani pomeriggio alle 17, mentre appunto sono state comunicate le regioni che vanno in zona arancione, Campania, Emilia, Romagna. Non c'è il Veneto che resta giallo come preannunciato dallo stesso Zaia. Domenica 21 febbraio sarà passato un anno, lo abbiamo detto anche in apertura di questa edizione, dall'inizio dell'incubo Covid in Veneto, e proprio domenica alle 21:15 su Antena 3 andrà in onda L'anno del virus, il documentario realizzato da Media Nord-Est che ripercorre i 12 mesi che ci hanno cambiato per sempre. Il racconto, le voci, i servizi, i momenti più importanti della lotta del Veneto contro il coronavirus. Appuntamento quindi da non perdere, domenica alle 21:15 su Antena 3. Non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da Treviso e Belluno, e quindi tutto. Vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti R di bagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso. Bentrovati al meteo. Il campo di alta pressione che si è insediato sull'Europa ci terrà compagnia per altri giorni ancora, caratterizzando il weekend. Il tempo si manterrà stabile, anche se non sempre soleggiato. Anticipo di primavera con temperature piuttosto miti. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di sabato 20 febbraio sarà all'insegna, come vediamo, di un cielo grigio. In montagna si affermano invece ampi spazi di sereno che invece sulle zone pianeggianti saranno contrastati dapprima da nubi basse e poi da nebbie, specie durante le ore più fredde della giornata. La colonnina di mercurio si porterà su valori ben oltre la media stagionale, temperature minime tra 1 e 7 gradi, valori massimi invece tra 11 e 13 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui il sole non sarà molto presente, quantomeno in pianura. Sui rilievi dal pomeriggio invece sarà più soleggiato. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime invece sui 10-11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la nostra grafica ci mostra una situazione ben diversa, con tanto sole ovunque, salvo per locali foschie al mattino. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti Arredibagno. Tu scegli, noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aroncade, Treviso.